Care Aquile, bentornate a una nuova puntata di Aquile Libere, la trasmissione televisiva ideata e curata dal Movimento Aquile dal Friul. Iniziamo subito con darvi quelli che sono i risultati delle vostre opinioni, delle vostre risposte alla domanda posta la settimana scorsa. Apro una parentesi, ringrazio i numerosissimi amici da casa che sempre più spesso e di volta in volta rispondono alla nostra domanda. Vi abbiamo chiesto una cosa molto semplice: siete favorevoli o contrari al fatto che non alcuni poteri centrali, bensì i volontari del soccorso alpino friulano continuino a coordinare i soccorsi nelle nostre montagne? Ora stanno andando in onda i risultati delle vostre risposte, come potete ben notare, e possono stare tranquilli per quanto ci riguarda i volontari del soccorso alpino friulano, perché la stragrande maggioranza di voi amici da casa appunto danno un aiuto a questi nostri amici. Ed ora la domanda che poniamo questa settimana. Come molti di voi ben sapranno, gli edifici pubblici in regione, parliamo di municipi piuttosto che di scuole o appunto altri edifici, espongono al loro esterno alcune bandiere. Una è la bandiera europea, una è la bandiera italiana, la terza è la bandiera della regione FVG, Friuli Venezia Giulia, che è caratterizzata da un'aquila di un giallo piuttosto sbiadito, presa di 3/4, con una colonna raffigurata appunto al di sotto dell'aquila con sfondo blu. Ed ecco, da questa constatazione, da questa realtà, nasce la domanda che vi poniamo noi questa settimana, ovvero: sareste favorevoli o contrari ad una norma di carattere regionale che obblighi l'esposizione della bandiera del Friuli, in aggiunta alle già esistenti e preesistenti, in tutti gli edifici pubblici? Rispondete numerosi, la settimana prossima daremo i risultati. Grazie. Ed ora la linea alla rubrica La Chiacchierade dell'amico Paolo Bortolussi. Vai Paolo. Mandi a tutti, benvenuti insieme per queste volte, dopo saranno insieme di altre, sono una chiacchierade che con l'Aquila del Friuli, insieme con me alle Luca Vadori, che è stato ex presidente degli allevatori dal Friuli Venezia Giulia e anche come socio che dal Pordenonese di una cooperativa. Allora Luca, io avevo gusto di chiacchierare con te, siccome tu hai svacci a casa, il problema del latte che hai in Friuli, qual è? Oddio, tanto buonasera a tutti. Il problema del latte in Friuli è un mondo che si viarsa, che è difficile da concentrare in poche battute. Non partiamo da una situazione difficile, da una situazione locale che si è compromettuta tantissimo negli ultimi anni, dovuta dai fattori strutturali di questa regione e anche dai culturali e di gestione politica dalle vicende del latte. Strutturale perché siamo comunque una regione piccola, siamo il 3-4% d'Italia, quindi incidiamo veramente poco, siamo abbastanza fuori dalle grandi linee di commercio e qualche volta era la nostra forza, quindi il mondo all'est si è rato e come diventa la nostra debolezza, perché siamo la zona di confine e quindi predisposta all'importazione di qualsiasi tipo di latte e o derivati scagliati, se calcovente. Il problema è in parte culturale, perché dice la verità, non non siamo mai stati bravissimi a fare unione, a fare vere cooperazioni, vere masse critiche. Le nostre più grandi cooperative, i centri di trasformazione ormai sono tutti in mano a Parmalat, quindi francese, oppure a Granarolo o qualche gruppo trevisano, veneto.
quindi non è che possiamo aspettare che lì vengono a regalarnos noi. Se calcolin che la regione ha dopo un DOP, il Montasio, che è massa pisul per poter affrontare i mercati esteros e sei al mance di un qualche cosa per la trasformazione di quarta gamma, quindi tutto ciò che si può di tacchiate grandi marchi tipo Grana Padano, Parmigiano e non Rubin. Il montaggio le masse piccole per essere venduto in regione e masse grandi per essere venduto in regione, masse piccole per affrontare i mercati esteros. Quindi una serie di problematiche che si sono ingrumate dagli ultimi, di 25 anni, perché purtroppo è in passi, e a cui non sarà facile mettere mano. E purtroppo personalmente non c'è una grande volontà politica di mettere mano al settore. Voto per sé che ormai sono opportunità lavorative, voto per tanti altri motivi, ma questa è la realtà. Ricordi però Dome che zootecnia, in particolare da latte, vuol dire salvaguardare il territorio, vuol dire tenere in ordine i nostri paesi, vuol dire posti di lavoro, vuol dire un indotto di lavoro che è importante, ma purtroppo la verità è che ultimamente la politica non apprezza più il mondo lì, si è puntato su un altro settore, avresti un po' buono però di... ma se veni sempre foresti che hanno capito neanche il nostro mondo, no? Qualche è a comandare di politics. Sinché sì, sempre lì, sempre lì, non è mai d'accordo, anche lì si vede che non arrivano a unirsi per poter creare un ALC. Esatto, io penso fare amministratore di un'altra cooperativa, no? E per esempio personalmente c'è abbastanza pueril proprio da poco, io diciamo che quando ti va a proporre un'attività economica di sicuro rendimento, ti dici sì, però è di prodenomo, no? Un mondo globale dove la roba si sposta, capitali, persone, tutto si sposta velocemente e mi sento a dire a certi famiglie sì, però è di prodenomo, cioè, ragazzi, no, questo campanilismo non l'ha da esistere. Io penso che dove si arriva sin 1 milione, se già in Trieste, 1 milione SARS, sì. Di una popolazione che comincia a essere un po' in davanti con gli anni. Se non arriva a mettersi di nuovo d'accordo, a concentrarsi, a fare un minimo di massa critica, non abbiamo grandissime prospettive. Non vuoi che torni un altro terremoto per poter mettersi insieme per una decina di anni? Sarebbe migliore invece... Esatto, fallo senza il terremoto. No, anzi, magari su delle attività economiche che possono dare reddito, il benessere delle nostre famiglie e per una volta dire che si siano uniti su un progetto, no? Su una disgrazia. Sinché tu che è l'atto lo parti fuori regione, no? Sì. L'apprezzamento, siamo lì. Sì, questa è un'altra roba che fa in bestia, no? Per sé che se non io ho avuto la fortuna di girare tante grandi città, di visitare tanti ambienti, che se ne vedo che ruolo lì non avrei mai potuto frequentare. E dopo la sala è nell'immaginario nazionale e non solo, dal paesaggio, dal basso impatto ambientale, dal ben vivi, alle Bolzano, Trento, Friuli. Questa è la sala. E quindi partare un prodotto dei nostri fuori, generalmente vuol dire partare un prodotto che ha dall'immaginario collettivo un grosso valore aggiunto. E non per noi sono i successi locali, no? Quindi io personalmente mando là fuori regione e dopo vengo apprezzata la qualità che viene, roba che in regione ultimamente non si arriva a fare. E te lo prendi poi? Lo stesso cascugno per tallo lontano di qua. Sì, ogni 2 giorni sono partito o per Firenze o per Siena, qualche volta in Puglia. Ecco, questo è l'apprezzamento dal vostro lavoro. Sì, non mi dire la verità, c'è dei momenti di grande crisi di mercato del presi, non presi perlomeno dignitosi, da chi sono che uffici locali fuori regione, non l'ho sempre avuto, insomma. Bene Luca,
Io sono stato contento che tu sei venuto qui insieme con noi a contare senza queste problematiche sulla produzione del latte, sull'IVACI, sul problema che si sia alle vostre spalle se vi sempre di risolvere, sperando che altri di loro possano venire a contare questi robis e che potete unirsi insieme tutti e partendo un discorso che si chiama Friul e tutti insieme, non sempre il Forestal Mies che dopo approfitta del vostro lavoro. Al facilso. Al facilson. Bon, allora mandi a tutti, ci sentiremo un'altra volta. Mandi. Le proposte di Aquile: opere pubbliche e infrastrutture strategiche, aeroporto regionale Friuli e Trieste. L'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari deve cambiare, assumendo una funzione di centralità per l'intera regione e per le aziende che qui vi operano, con migliori e più efficaci collegamenti con le aree interne regionali e i 3 capoluoghi del Friuli, Gorizia, Pordenone e Udine. L'aeroporto è l'aeroporto del Friuli e non l'aeroporto di Trieste. Buona salute a tutti. Ci è pervenuta una domanda, diciamo, di un telespettatore che ci chiedeva, dopo aver letto un articolo sulla vita cattolica, l'opinione, diciamo, su quella che è la diversificazione agricola. In pratica il direttore di una organizzazione professionale ribadiva questo concetto: non possiamo stare inchiodati al mais e al prosecco. Vero, perché l'agricoltura dovrebbe produrre materie prime, diciamo, necessarie, utili e indispensabili al nostro territorio e alla nostra gente. Pensate che alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, l'agricoltura friulana produceva qualcosa come 150 varietà tra vegetali e piante coltivate. Non è poco. Sappiamo anche che questo declino, diciamo, ci ha portati verso l'industrializzazione attraverso la monocultura del mais, che chi ha la mia età l'ha vista sorgere, l'ha vista superare le altre culture del grano, della medica soprattutto, e diventare padrona. Adesso c'è questo riflusso. In base, diciamo, ai movimenti di mercato si cerca di capire cosa mettere. In realtà il problema che nasce è che, continuando a stare, diciamo, sotto queste regole di mercato, noi non riusciamo ad avere un'economia che sia, diciamo, alla nostra portata. Siamo, diciamo, all'interno di un sistema globalizzato. Per vincere, diciamo, questa sfida è necessario avere ben chiaro cosa ci serve e cosa dobbiamo produrre, naturalmente creando anche le opportunità di un mercato interno. Tutto questo più o meno era funzionale ed equilibrato fino ai primi anni 70. Fino in quel tempo lì, diciamo, le latterie sociali turnarie hanno funzionato, la zootecnia era diffusa sul territorio, le rotazioni, i campi si seguivano dalla medica al mais a quello che serviva e conseguentemente, diciamo, il sistema stava in equilibrio. Nel momento stesso che
come si può dire, una famosa decisione politica americana determinata dal segretario di Stato di allora, Henry Kissinger, tuttora vivente, ha creato le condizioni, diciamo, per dare un'indicazione alla politica estera americana di come muoversi nel mondo per continuare a controllarlo. Doveva controllarlo attraverso l'agricoltura e attraverso le fonti energetiche. Sull'agricoltura il punto focale era il controllo delle sementi. In questa maniera, praticamente spingendo l'industrializzazione dell'agricoltura nei paesi, diciamo, che erano sotto il suo controllo, l'America li controllava di fatto. Questo è stato, diciamo, il principio per cui non abbiamo oggi una sovranità alimentare e di conseguenza alcune colture sono andate in flessione mentre altre industrializzate e diciamo meccanizzabili sono andate in espansione. Sono andate in contrazione le mediche, tutti i frumenti soprattutto, mentre invece è andato in espansione il mais. Oggi come oggi abbiamo la cultura, diciamo, dei vini, soprattutto in maniera molto selettiva, Prosecco e altre poche varietà, che tirano sul mercato mondiale. Il problema è che non abbiamo un sistema, diciamo, di produzione interna che soddisfi la nostra domanda, per cui abbiamo, per dirne una, la produzione degli ortaggi al 10%, la produzione di grano e dei prodotti, diciamo, cereali, carboidrati, no? Amido, più o meno siamo sul 30%, frutta siamo sul 50%, di conseguenza vediamo che siamo molto deficitari su prodotti che sono di largo consumo e di prima necessità. Poi ovviamente ci arrivano le mele dal Cile, ci arriva kiwi dalla Nuova Zelanda, ci arriva un po' di tutto, compriamo e continuiamo a spendere, senza avere l'idea che il nostro mercato interno già potrebbe dare soddisfazione all'agricoltore nel momento stesso che fosse stimolato. Purtroppo, ubbidendo alla globalizzazione, abbiamo creato un mostro che oggi ci sta distruggendo. Per tornare, diciamo, a riprendere questa nostra libertà abbiamo bisogno anche di una politica forte che sappia spingere questi settori, ma soprattutto abbiamo bisogno anche del mondo accademico e del mondo delle scuole che sappiano creare effettivamente sostenibilità ambientale e attraverso la sostenibilità creare un modello economico che stia in piedi, perché solo se un modello è economico è anche sostenibile. Questo purtroppo oggi è ancora in ritardo e questo è il nostro grave handicap che dovremmo colmare alla svelta. Di questo penso che si potrà tornare a parlare, ma ne parleremo anche in termini positivi, perché i segnali ci sono, segnali di aziende attente, sveglie, con i metodi molto innovativi ci sono e di conseguenza cercheremo di dare spazio a queste realtà nel tempo, anche con dei filmati, facendovi vedere quello che è, diciamo, questa ragionevole speranza che sta crescendo. Grazie dell'attenzione e buona salute a tutti.